Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Beni beniasa e beni beniusu, hai gustato più nudo e boga bogi, sa mandata in lingua sarda, che volle di donare i bogi e logo a chi ne ha di sceparau de bivi, traballai e frincai in Sardegna. In questo tobio ci imboccausu in su un mondo desinformazioni, dessa musica e dessa cultura, contendo is storias de chi sa opinionata po donare fro a noa ai gustus campusu, pro chi altro in castellu e in logo sui soru. Opereusu s'attobiu cun sa ciacciarrada chi usu fattu cun Pablo Sole, giornalista casteddagliu, applicau in is inchiestas ca imparia una trupa de collegas a difundau Sindip, un giornale indipendenti bene arreginau in is custrojas sardas. Su progettu est in pizzus a inchiestas, reportage, ciacciarradas e fungaduras ca punnant a un'informazione pipinca ca pigada de is principius de su slow journalism, giornalismo ca camminat a bellu. Indip è un progetto che io ho pensato in su 2020 con altri suoi colleghi, da giornalisti, che fonti Piero Loi, Massimo Manca, Raffaele Angius, Maria Giovanna Fossatti e Monia Melis. E questa idea vi ha avuto di fare un gazzettino con un abbonamento, pagato su scetti dei lettori. Vuole contributo della regione, del suo comune, non piccato su contributo di NAI pubblico. E io sono lanciato un crowdfunding, e io sono dimandato di NAI. Siamo partiti con 25.000 euro e io sono piccato 27,5 e siamo partiti su 29 di Capodanni del 2021, siamo partiti con la prima puntata, diciamo, narrauso di inchiesta di Indip, che fa di scelte inchieste e approfondimenti, se no vado su cronaca, sta cronaca uno si dà poi leggi, vuole bocca di NAI in ogni zitto di informazioni che c'è in Sardegna pure, e dunque è deciso di fare scelte inchieste. La stabilità di nessuno sia via da un progetto che si voleva andare innanzi o da Chiabata a Serrai, commenti mi hai dato su Gazzettino, su che fonti stetti ovetti su Sardegna. A oggi su 1.500 abbonati ed è pure che è un numero importante, poiché nessuno sia si vuole in Indip e a si andare innanzi, insomma. Io credo che questo è un segnale importante del bisogno che questa gente tenga informazioni libera. Sardegna ci fonti su Gazzettino, su Manno, su chi fonti, l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna. Editori, in un caso in Satro Puro non sono editori pure, non sono scelti editori, ognuno che ne interessa, non si unendi, per collega dell'Unione San Nuova, iscritti scelti con sui violi su editori. È più facile che chi sia un editore che ha interesse deve fare pressioni e dunque se deve fare un prodotto che non paga allineato a linea chiesta di questo editori. Sul problema non dura adesso. Poi si paga la scelta chi ne legge sui giornali, chi ne legge in Indip. Quindi l'unico responsabile dei SNOAS che besiti su Indip sono i lettori.
chi interessa su Sanoa che scrive su bene, chi non interessa non si abbonanta, è serrato. Qui c'è pure questo bilanciamento tra Sanoa che poi pubblicato e gli interessi dei lettori. Dopo comincia la Nuova Sardegna in Castello, su 2013, vinse dal 2011, poi ha fatto Sardegna 24, che era un gazzettino che è durato 7-8 mesi, via la cartaceo, con costi, costava a meta, non via sostenibile sul progetto. E sul 2012 ho preso con suo collega del Repubblica Giovanni Maria Bello Sardinia Post, che ha pulassato sul 2018 e a questo punto ha cominciato a collaborare con una testata nazionale, con una parecchia anni, e poi ha punato. Ma chi è che fa l'inchiesta in Sardegna? C'è che all'incontro che fa l'inchiesta in Sardegna? Poi tradotto mi dimandai a Bello, cosa che vai con Sardegna Post, con l'inchiesta, con questo approfondimento, ma poi in sul 2020 nasce si dà in DIP. E sono 4 anni, ho posto di 4-5 anni, sono ancora a noi. C'è un problema di qualità di disinformazione. Poi è stato un curri a chi ne pubblica prima a Sanoa e mancano da verificare nemmeno. Fonti tutto Gastiendi, sa cronaca, spiccia, che poi è una cosa che lì si gratis in ogni gazzettino online. Ma prima di tu leggi sul gazzettino, mezza volta tu leggi nei social. La deontologia professionale c'è sempre, è una cosa è annega accesso, è una cosa da applicare. Mandibili su ogni addino, le cose che andano proprio contro ogni regola che c'è della deontologia. Ed è un altro problema questo. C'è un problema da questa categoria in generale, che forse si deve recuperare un poco di credibilità, che noi non veniamo, poi sta bene, sono 6 anni, ci dicevo su frigao di questa deontologia. È sempre questa corsa che mi pubblicava prima, vuole verificare, ed ho raso questo discorso. A sapere è un prodotto che legge un meta. Sul lettore pure non era, poi devo andare in edicola a comprare questa cosa, o castigliare, tanto non vale di nuda, non scritto in noasa. Ma da volta sei tornato sul discorso di prima, non scritto in noasa, poi ci fu un interesse. Che devono appuntare, su un interesse, di scrivere cosa, torna a noi, chi sa gente, gli interessa da sta gente. La gente, quando andavo a questione di Indip, mi vita, sono in festival, stanno passando Vermont Firenze, con un festival organizzato dall'Unione Europea, e Indip via da un modello unico, che non ci indiviantato, per esempio, su questo Santi Serriao e Santi di Mandao, ma sa gente itasinata. Devo a pubblicare quest'anno su un Indip e ho visto che sa gente da voglia di disinformazione, uno pago più strutturata, uno pago. Ci fu un lettore che da leggi prima e male, non significa nulla. Quindi ti manda da fare un'informazione come ti deve fare normalmente, cioè come ti dinanta da fare, da gattare una nuova, da verificare e poi da scrivere e pubblicare. E questa cosa se non vago perdia. Il fatto che io sono a Renescio, sono per Indip, è una cosa che si poteva fare in noi sul 2020 con queste tecnologie che tenisi. Quando ho cominciato nel 2013 ci fu la classica redazione, ogni addito per andare in redazione. Alla Nuova Sardegna, scelti in questa redazione da Castello, ci viene 12-13 colleghi che costano a meta, è uno gazzettino in paperi,
cartaceo. Oggi, sostenendo i costi su di essi non è più possibile. Su di chi brinta da meias casas dei gazzettini è in meda parte pubblico, cioè vuole finanziamento pubblico, meda gazzettino a Antasserrai. Poi così vai in dip di un bar. Basta un computer, una connessione a internet e poi gente a conosci gente che ti dice tante cose, ma questa è un'altra cosa. Si voleva un gazzettino in un bar, anzi forse si deve vai in un bar, in mezzo a gente. Visto a una parichegita, tenemos una redazione in Castello e sulla sabato non c'è andato nessuno, c'è il suo collega che lavora a domo, devo lavorare in domo mia e su Roxy Bar, a noi siamo in noi. Gli esti sono un luogo, a noi ci passerà l'operaio, ci passerà l'ingegnere, ci passerà l'avvocato, ci passerà messo un funzionario della regione. A me, in una, vengo weekend su caffè e accanto a me ci viene uno che viene dalla regione e viene la questione di una cosa che a me interessa a me. E io cominciavo a questionario e deve venire fuori, su parlare fuori un'inchiesta che poi è su in Indip. Sul giornalista deve vivere in mezzo a gente. Un po' la questione della qualità del suo prodotto giornalistico. S'altra a dire, Facebook posta sull'ultimo traballo che ho pubblicato, con 10-15 righe di descrizione dei gusti che ho scritto. Arriva ai gusti e comincia a ma non volete questa notizia, poi tu non volete tutta questa notizia, poi ti vuole dinai, volevo dinai, e traballo si sedia. E questa gente ha parlato meravigliata di questa cosa che poi è un prodotto giornalistico devi pagare, questo voi te devi intendere su che ho abituato sul territorio a tenere tutto gratis. Non si può fare cose gratis. Si può fare, ma questa qualità di che è? Questa qualità è una cosa che ti fonti donati gratis, non c'è. Tu hai scelto questo articolo pubblicato, sa finire, inchiesta, ma cos'è questa cosa minore? Poi arriva a pubblicare questa notizia, c'è sul traballo, ma da volta si decide, poi ti devi intendere ai gusti, intendere a quest'altro, verificare, ti devi spiegare questo documento che da gatta, chi non da gatta si è sbloccato, c'è tutto un traballo che andrà a pagare, non vive su dei gusti, non è che vive su d'aria. E sul problema è che devi abituare a tenere tutto gratis. Se non creo una cosa che tu andai a edicola e dimandano all'Unione Sarda, arrivederci. Da paga, poi c'è sul traballo dei colleghi può fare questo prodotto. E in internet sono abituato a tenere gratis e poi questa qualità è questa chiesta. In questo 4 anni su Dendip ho pubblicato mezze inchieste, approfondimenti. Questa schifonti Bracia di Bruso, questa politica regionale. Ma, che sia la politica, che sia tutte le inchieste giudiziarie a spuro, che hanno interessato se passare la giunta passare. E questo temi ambientali, eolico, la speculazione energetica. Su collega Piero Loi, con una, ha riscritto una sorta di vademecum, del assalto, della speculazione energetica in Sardegna, che ho pubblicato e da ripresentare a Milano pure a parichegita. C'è attenzione in me in questo tema. E questo che a me piace di rimarcare quando stiamo dei dip è che gente in mezzo hanno raiata, ma questa è una cosa di sinistra, ma questa è una cosa di destra, no. Pondinai una,
quando ci verrà sta giunta passata di Cristian Solinas, tutti si dibettano a dire, si punti torna a pone svitalizius. Non vi ha bene. E ho fatto una cosa semplice, se sono andato a bere scartas, e ho scritto, no, il centrodestra non ha di tornare a pone svitalizius. E così, ma perché adesso Moses si disaccabbendi a difendere Solinas? No, ma chi non è vero non è vero. E questa cosa si santa meda, sa questo da comprendere. A suo manco c'è un gazzettino che scrive questo chi è, chi tu fai il Solinas, chi tu fai le robe. Non mi importa nulla. Poi da questo che deve fare noi è scrivi questo chi è. E questa è una cosa che piace di me ai lettori e si riconosce. Torna su in suo studio, fu dauso di un'altra realtà di Casteddaia. Nasce che l'ancuno anno faidi e attiva in su campo culturali e musicali. E uso attoviau a Edoardo Fiuso, intra dei fondatori de Castello Street Lads. Il collettivo nasce in su 2022 con un avoco umano per scultura urbanas. Con eventos che abandanta des presentadas de libros, a concertos, a regionadas e DJ set. Sadroma sigue di un progetto culturale spibillo, capace de fabbricare collaborazioni sia ricas de sentido, che vincenti vinzas e laccanas de s'isola. Come nasce questa idea del Castello Street Lads? Nasce quando impari a una paria di amici e ho pensato di creare una... Non mi piace non assozio, poi non sei un assozio. Sei una tromba, una gang, non sempre che sei una gang, una crew di amici e amiche che si piace di sapere più musica. Noi siamo affezionati alla musica come la musica ska, su rocksteady, su soul, ma penso su punk. Già si conosce un po' concerti, poi abbiamo in proprio sprazza, su stadio. E ho pensato di creare questa tromba, poi cercare di estrarre un po' questa castello underground. Dunque, se creare una cosa può organizzare concerti, DJ set e altri eventi. Nasce nel 2022, sul primo evento che ho fatto, vi era un DJ set. Noi quando organizziamo il DJ set facciamo sempre con su vinili. Noi volevo cercare di creare cose differenti, sempre su vinili, su marchio di fabbrica cosa nostra. Sul primo evento che ho fatto vi era nel 2022 su Red Rocks, su Zilleri in via De Donoratico in Castello. Questa è stata la prima volta che ho usato come Castello Street Lads. E andava bene. Devo seguire vendi altri su DJ set e finito da concerti. Ho fatto eventi culturali. Sul primo evento culturale che ho fatto vi era stata presentata sul libro del Dr. Dre, che è un amico, dunque come prima bestiera si piaceva a presentare sul libro cosa sua. Ho fatto una rassegna sul Roxy Bar, che su Zilleri hanno di beste sempre, in pizzo e sottoculturas, si narrara stile su de arruga. Ho fatto 4 appuntamenti su 4 ottobre, sul primo vi era per presentare questa rassegna. E appunto ne ho fatto uno in pizzo della sottocultura skinhead, un altro in pizzo della sottocultura punk e l'ultimo in pizzo della sottocultura mod. Ho combinato gente strangia che veniva da Voras e sempre un localino, dunque siamo un piccolo casteddaio che rivive questa sottocultura negli anni 80-90 e andava bene. L'ultimo evento culturale che ho fatto si è presentato da Bar San Tropez su podcast, poi ho cercato sempre di gestionare in pizzo della street life, dunque è un podcast come te gusto, tenere tematica che andava bene su chi avevo snoso. Noi stiamo cercando di creare una razza in tutta la Sardegna, dunque stiamo lavorando con un piccolo di Sassari e di Nugaro, per cercare di creare un movimento più manno. Per fare un esempio, se ci da passare ho fatto un DJ set in
in Sexma, su Radio X Social Club, e ho comprato un DJ strano che veniva da Arezzo. Dunque ho fatto un mini tour in Sardegna con esso. Dunque su Cenabra ho fatto questa serata in Sexma e su sabato suonavo il posto disco in Sassari. E poi ho concordato un altro concerto per maggio, su 6 di maggio, con una band sardo-bolognese che si chiama Zeman, che se vinta a distribuire sul disco cosa è solo, che è Bestio de Vago, fece un altro tour con il suo puro. Dunque su Cenabra 6 dove in Castello e Apustisi in Sassari. Altre idee che teniamo in conca, noi stiamo cercando di fare un all-nighter, un all-dayer ogni 6 mesi. La musica che piace a noi su all-nighter è una serata con 8 ore di musica. L'ultimo che ho fatto è questo in Sexma con 4 DJ, con 3 via a Sardosu e 4 via questo Vicioco di Arezzo. Stiamo cercando di concordare un altro per questo attonggio. Ho finanziato questo evento, facendo autofinanziamento, poi ho fatto una maglietta con una grafica fatta da un vicino castellaio che si chiama Uomo Tigre, che è un tatuatore cosa mia, quando teniamo 18 anni che mi fai pinta e sapete da isso, si è arrivata una maglietta con questa grafica agenti del bar, dunque con due spiccioli sul bancone dei sozzille di buffendi. E poi andiamo a fare un'altra, bestendo in una pari che c'era, che si narra agenti da brazza, dunque è proprio persona senza essendo una brazzetta da buffendi birra e ciacciarrendi. Dunque se ben intendi questa scuola si fa una parica di soldi, ma vinza distribuendo i dischi, se distribuendo su disco nuovo da Easy Zeman, ma mascalmente vendi questo evento, ogni volta che vedi un evento, pigliamo su cachet e dopo ne in caixa. E questo devo imparare un'altra volta per fare un altro evento, che per sia l'evento, un DJ set o un concerto. Ci causa sempre di donare il suo giusto contributo ad ogni artista che viene. Non uso io, ci causa sempre di pagare bene chi viene a suonare con noi. Poi ci riesce a creare una bella razza di artisti di coraggio di suonare con noi, è bene l'evento nostro. Castello bolliera questo tipo di evento, poi c'è gente che ascolta questa musica, ma non ci sono persone che organizzano questo evento. Dunque, noi cerchiamo sempre di non diventare troppo, dunque una volta su mese, ogni 2 mesi, poi non vai a rosci questa gente, ma quando tu vai, di arrivare la gente finza da Nugaro, da Susulcis, da Sassari, poi è una musica di nicchia, gente che ascolta questa musica in Sardegna ci investi. Dunque si è creato questo movimento di gente che si segue e che si piace bene a questi eventi. Per i benitori noi vogliamo cercare di crescere, creando sempre cose più storie, cercare di fare bene con una band forese, con una band inglese. Non volevo fare di noi in pizza questa cosa, noi sto lavorando cosa nostra, questo, dove ho passione e poi si piace di questa musica. Dunque cerchiamo di creare un bel movimento di persone, di cercare altri su vicino che vogliono entrare in questo movimento e creare eventi che possono diventare un punto di riferimento in tutto l'isola. Non solo in isola, ma in tutto il Mediterraneo. Quando ho fatto eventi in pizza sottocultura mod, diventi bene su mera di forza. Quando ho fatto con noi 2 anni fa, si è presentata sul libro di Oscar Giammarinaro, su cantante dei Statuto. De bene a gente vinta da Alessandria, Terni, Torino, da ogni luogo. E poi ho fatto un altro evento in pizza di questa sottocultura con Stefano Giano, che vive in Milano. Era il suo primo picciocco che negli anni 80 ha riscritto la prima fanzine in pizza sul North Soul. E poi questo evento pure ad arrivare gente da fuori. Dunque cerchiamo di porre in questa mappa Castello in pizza di questa musica.
Serrau su Sattovio con un loghiteddu dedicato a sa musica. Su personaggio umano est Francisco Medda Arrogalla, artista che de anni su propone di spettacolo su arricco de sentido e cosas noas. Sa di guardare de su traballo nou de cosa sua, devo rifare il tetto, dopo torrai a festa bovida. Dirige de Elio Turno Arte e Male e produce de Antas Teatro e Teatro Impossibile. Un concordo che uni di musica e teatro, in un conto poderoso che rennesce a far imbodiare bene a chi mi ducastiata. Su spettacolo è ambientato in uno soundcheck, cioè in un momento di transizioni tra sa vita e il suo concerto cosa mia. A intro di questo soundcheck tengo ci punti cose che arrivano a livello di famiglia, a livello di traballo e a livello pure di problematiche strutturali del luogo dove vivo Deo. E in mezzo però ci volevo su vincere sa musica, sa politica, sciolorius, tutto in pari, proprio a sa maniera mia, onde Deo pongo a pari cose manca che non c'entra nulla, però a sutta do questi esempi uno sentito. E su sentito che sta sutta è sti gusto di resistenza, cioè di avarrai e guerrai, e l'altro è amori, s'amori per sa famiglia mia stimata, s'amori per sa famiglia mia, s'amori per sul luogo dove vivo e s'amori per sarti. Teo a Francisco tu conosco da una scant'anni, anni mera, e sciu a comparare, a comprendere, e ta è sto traballo che fai adesso. E quanto è complicato far comprendere a sta gente, e ta razza de musicista volessi uno che suonara, e cose che suonara Francisco, poi mentre da sa suonara, poi da sa suonara, poi ponere in pari cose. E esso tenera bisogno di anni e anni, proprio di questionare a me e a tutti gli altri amici, tenera bisogno di tutto questo tempo di tu far comprendere, di tu nai, di tu ponni in fueddo, scetti che esso, in sarte sua, fueddo non ti imperara, poi se ne desiderare a rogalla, esso acciappare a rogalla di cose esatto, e fueddo su non ti ponere mai. E dunque si aveva certa in una maniera. Isso da questionavo il socio su cosa sua, de Antas, che salutavo, mis amigos de Antas, e così tantinavo, non riuscivo come si fa questa cosa, pensando a sta desesperata, proprio a parte, a discartare tutte le cose smello che ci venta, e funta parlato con me, che non so su meglio e so su peuso, e mantenuto dopo le sfai, e a Dio che mi piace ci provare in cose che pare in tiro stare, ci può provare. Non scemo su come cominciai, comprendi pure che Francisco teneva questa cosa che se anzi se non palcoscenico questione se te fai attore e dunque se avvia ponendosi uno sciaccomanno di tormento su un conca, non tengo sta voce giusta, sbaglio, sta voce non è forte, questiono male in italiano, questiono con troppo accento, no, fermo, un si può non è di aici che te puoi fare, che loro poi sa fare in un mese che sto straballendo, poi non è che ti ho sprovato bacci che canto, in un mese che ti sto sprovando, ti poni sicuro a cercare di fare un attore di prosa, fai usare ridere sa gente. E non tutti aspetti, poi fare a ridere che tu volevi fare a ridere, non che non volevi fare a ridere. Tu questiona come ti ci questiona, poi questo che volevi snare, tu devi snare con sa voce tua e con sa maniera tua. Devo rifare il tetto? Esti proprio una maniera per investire di questa comfort zone, delle cose che faccio Deo. Che Deo si può dire, sei un maestro umano, ma non maestro umano che sono bravo, che tu faccio da tempo, meta, e che tengo proprio sa conca, in sa musica e in sa maniera di pesare il suono, su musica, su improvvisazioni e tutto. A un certo punto, ma io tengo 43 anni, e teniamo questa esigenza di vestire in un luogo del suo connotto e cercare di comunicare una cosa in una maniera differente. Poi a Palasa
uno poco già si comprende chi si ascolta su chi faccio, però a pala sai sotto ballo mio, ci punti, c'è una vita, c'è una famiglia, c'è una misura politica del suo mondo, c'è su sciopero de bivi in un luogo che è difficile, cioè che se non poco complicato, cioè a bortasa. E te dopo il monai. Poi esti uno pago su conto de tutta questa gente che fa di cultura e che sciopera dei bivi in una dei logos più scomunicaus d'Europa. Ma non scomunicaus poi c'è tenere invasione, sa mala sorte e tutto. Poi viveso in un'area d'Europa ha un discorso, non è che funziona precisa, sa bene e tutto, cioè tenisi uno sciaccomanno de problematiche culturali, politiche, sociali, economiche, strutturali. Vai a piccare un aereo e poi può andare a Milano in questo momento, non fai di. E finza problemi de vita normali, tipo trai a fare la gravettura del domo. E come ti tu scrivi? Dopo tu tabole snai. Isso vuole andare. Commenti scrivere sa musica, commenti da suonare. Poeta ha desiderio di fare musica ponendo in pari cose che pare che non c'entra nulla, ponare su sa musica tradizionale sarda e sa cumbia. Ponare o i sono su una bettoniera che gira cimento, te le posso suonare, o mangoni si volendo. Isso vuole andare itta sentito politico di difende in musica, perché un artista, io sono d'accordo con isso, non è questo artista che non tiene una visione politica di questo che tiene a giro, e dunque qual è questa visione politica sua, è globale e locale, perché esso tiene un pensamento proprio fermo e preciso, poi sa Sardegna pure. E sta cosa che poi sul tormento dell'altro artista, questa gente si commenti a noi si bere quando si in vacanza, perché gli artisti si lavorano quando esatto si sgraffano, tenendo un numero libero, e si pigliano una pizza, si fanno una scampagnara, si castiamo a stare in televisione, in un quiz o andare a teatro. Non tanti vanno a teatro, vanno a intendere musica. E sicuramente adesso si punta a riposare, pensa che si riposa in disastro sporo. E si punta a pezzo del suo palco, non si punta a riposare, questo è una virare che vogliono dire, non si punta a traballando, e sono traballo che costa, che è tostato, che finza muscolarmente tostato, perché avvarrai avanti a sta gente, di boca in voce, andare da una parte a s'altra, in suo proprio tempo pensare questo che devi fare, come tu devi fare, questo che era sul regista, il difende il suo pubblico, sopra una volta, devi fare uno sciacquomano di cose zampare, e in uno spettacolo ci perdono una parecchia chilo, che a noi manca di fare bene pure. Ma questo dopo gli anni che noi, se offende una vera, che Dio si sciopera, possiamo dire Dio, sa vera meglio su questo mondo, però basta pure questa cosa che sia scetti privilegiati, se io sono privilegiato, ma se io sono un mazzo di aici, e no, non è che non si rocchia dei IRPEF, non è che non si rocchia dei ICI, dei TARI, si rocchia dei rotto, si rocchia dei portare più a scuola, si rocchia a accertare un po' più e un po' più, tutte queste cose, sacamento della conca che è esatto, da stenere sul nostro sporo. E esso voleva rennesce a fare tutta questa specie di mazzamurro di cose sdenai, dessa politica, dessa musica, dess'arte, dessa vita personale, e a Bruso fai suonare questa gente pure. Appunto, vabbè, come ti fai? Chiarma e gesso. Tu come ti dà scrivi questa musica? Essa comincia a me fare discorso esoterico, si parla di questione con un hotel, ma no, io mi piego un papere e faccio una linea e non ci pongo su sono granulare, dove mi vinta di tu comprendi, e non ci pongo su beat, e noi ci pongo su soundscape, e tutta una volta che hai fatto tutta questa linea, esattamente, ci pongo cosa che sei che vanno da una parte a l'altra, poi torrente, poi no, non dopo comprendo bene,
massimamente i bollinai sono granulari, ma fai di aici. Fai una linea onde lui mi conta se è fatto su del domorua, devo da rua, de speppeus, eccetera, eccetera. Una onde mi questiona se dessa politica, un manifesto politico che fa, e di aici è fatto tutto queste linee, e da se sono cruciate a pago a pago. E ha cominciato a improvvisare. Io ho fatto questo che si chiama su canovaccio, che sta sul zappolo, dove si scrive le cose principali che devi pensare. E a forza di provare, andare a fissare un accanto, di un po' boffio come il regista che si impara a essere a memoria. Poi c'è una cosa che non si sceglie in domo, che sceglie questa cosa a memoria e danai a memoria e per sto che danai di aici, fuori denti, non improvvisando, fuori denti. Improvvisare questa cosa è difficile interrotta, ma non a memoria è difficile perché devi fare finta che non si andando a memoria, devi fare finta che questo che si narrende ti bene racconta in suo momento, non che tu scesi già, se non capare se né ti c'è da rua che c'è la pizza a mese a paschicedda e fare questa poesia di Natale e poi racconta che si sia pipì o pipì, ma che sia tabelligento spiega racconta. Fare cultura in Sardegna esti difficili e quando uno vive in un luogo di aici poi scioglierai due cose. In sociologo sono andata escape o fight. Escape vuole dire dominando andare a vivere in un luogo dove questi problemi non ci punti. O fight, devo sciopero di avvarrare in noi e finché che tengo una scarta problema avvarre in noi è guerra, ma guerra non guerra con su fusilli, guerra vivendi. Vivendi e fendi scosa di ogni dì, però da sta facendo un luogo che sia sul luogo del suo coro e sul luogo onde bollo per questa famiglia, poi che si è andato sul noso a Pellavelo, a Parrada, sul deserto. E dunque finché che tenete uno scante problema, sa scioperato e vive in un luogo che se non paghetti scomunicato a sommanco po' tutte le cose che poneva prima. Tutte queste cose sa che dobbiamo nascere in Giappone, cioè, sembra risolta in tempo spago, in poco tempo, su che questa questione economica è risolta. Cioè uno vive, tu sai, manca di tenere altro problema, manca di incinghetta adesso grazie a domo, però non tenete questo problema adesso di noi, adesso economia, adesso funzionamento della società e tutto, cioè cesti. Invece a noi teniamo una scanta problema, finza che questo lavoro nostro, dato che questo lavoro nostro è uguale a questa passione nostra, no? E dunque siamo proprio fortunati, teniamo sorte bella che questo lavoro nostro proprio è preciso, è uguale a questa passione nostra, no? E dunque noi lavoriamo sempre pregiato, poi questo lavoro nostro è un privilegio. Dopo una sapere dare, questa cosa che mi ha fatto piacere, forse di più di tutto, è avere un artista di questo valore, perché Francesco è un artista di livello internazionale, con noto di tutto, che a innanzi si deve fare una cosa nuova, fia da sprammao che non pepeo. E mica da più palcoscenico in festival di importo, a girare sul mondo sonende, eppure mancai sendi in domo sua, mancai sendi in un teatro picchetto, mancai sendi in giriao di amigos, fiattimenti. Posso amore Dio, sono intelligente, è un grande artista, e sta andando bene, e sei più bravo, e sei scontento. Per questo video pure usa acabau, grazie a voi seguire, si dovrà sapere se gira che bene di come un atto più nuovo e poca voce. Chi commenta sempre si bollesi sin all'evento, su fatto, su e conto, su chi pensai si possano essere da cavallo ad uso scontai, scriesiano a lettera su già su bogabogi.tv si sigurro gmail.com, poi te sei su noi per schiattro, poi intendi sa voci da vosaltros.